Raga, niente da fare, 18esimo che a Barcellona che vinco sempre, con pole vittoria. Forse ho sbagliato le gomme perché in qualifica tutti hanno messo medio hard, ho messo soft soft, adesso sono in gara con media e hard, vediamo, visto che l'asfalto è molto pesante. Ho messo anche il traction control a 2. Madonna che palle, ste partenze, cioè, ve lo giuro, cioè, solo per le partenze mi sta passando la voglia di giocare, cioè. Non è possibile, non è umano. Non è umano partire così. Adesso di rabbia, come di rabbia. A Barcellona ha sempre fatto risultati da grande, da pro, per i miei standard. E voglio fare così. Dai, dai di cattiveria biblica. Forse ho sbagliato le gomme, può essere, no. Dai, 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 siamo già 15esimi, siamo già in zona point. Ricordiamo che Barcellona è casa mia. Penso che il peggior risultato è un secondo posto a Barcellona. Sì, sì, cioè, non penso di farcela, però di far meglio del secondo posto, però. Però Barcellona è Barcellona. Ho sbagliato le gomme, raga. Ho sbagliato le fottutissime gomme, mamma mia. Dai che c'è McChicken da superare. Siamo già tra i top 10 ormai, siamo in top 10. Toba che si mangia la topa, attenzione. No, no. Qua l'ho rischiata un po' troppo. Infatti abbiamo perso 4 posizioni. No, dai, non fermarti adesso con la rimonta, piccolo Kume, ti prego. Dai, che c'è Nicola Di Bari. Ok, very good, very good. Siamo 12esimi, siamo ancora lontani dai fasti, però. Sì, ma il rettilineo faccio proprio cagare. Cioè, qua non c'entra la partenza, che insomma. Occhio Kume. Mamma mia. Dai che devo fare punti, qua devo arrivare decimo ai mondiali, voglio andare subito in Moto 2 contro la della Moto 3, mamma mia. Dai che magari nell'ultimo giro sto avendo delle gomme più dure, ma li faccio fatica all'inizio. Però per certi versi preferivo i MotoGP di una volta, ragazzi, è meno rotture di maroni e ciao. Cioè addirittura una volta c'erano i guasti, ragazzi, fatti un po' da culo, però c'erano. Dai, 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 dai. Ok. Dai che c'è Toba che si mangia la topa e Rodrigo Borgia. Dai che c'è Borgia. McChicken e Suzuki Melosuki. Mamma mia. Oh. Ma perché a sti lag? Ma perché Dio Cristo? Ho perso 3 posizioni così, però Dio Madonna. Il MotoGP è proprio un gioco che mi fa più nervosire che altro ormai. Andiamo a sistemare un po' la parte grafica, però cioè, è strano perché quando non registra è perfetto. Sempre 12esimi. Se fatichiamo anche a Catalogna, raga, è veramente preoccupante, eh? Io ve lo dico. Mo' v'ho avvisato.
nonostante le gomme più dure mi sembra che non riesco a fare niente neanche nel final lap comendiano. Dai, almeno in top 10, porca miseria. Che c'è Borgia, ce lo superiamo Borgia. No, Borgia ci risupera, niente da fare. Dai, almeno in top 10 Kuma, almeno in una fottutissima top 10. Adesso vediamo sta curva qua, se mi laga anche al terzo giro bestemmio in polacco antico però. Adesso non laga ma sbaglio io, quindi cambia poco. Siamo 11esimi fuori dalla top 10 per l'ennesima volta, che bello, dopo il ritiro nella gara precedente, tutto regolare, tutto regolare. E anche su un feudo cumendiano arriva un risultato che mi lascia un po' sconcertato. Vince Masia, viva i sondaggi. Veneziano chiude 11esimo, fuori dalla gloria. Siamo 13esimi nel mondiale, lontani 6 punti dal 10° posto. Male. Pole position cumendiana, Università del Motociclismo e il Cume gode. Gomme soft e medium, visto che comunque non c'è il sole pieno. Adesso vuole partire anche bene. Vai, proviamoci. E la solita partenza da cioccolataio. Mamma mia che bagarre. 17esimi da primi. Yahoo! 20esimi da primi. È proprio ridicolo però, scusate, ma io per carità non sarò capace, lo ammetto, ma tanto è caduto Mignolo. Se mi faccio un culo per fare una bella qualifica e sono così. Rosy Binder davanti a noi, va bene. Dai cazzo, Kuma tira fuori le balle. Ma ho fatto prove libere primo, qualifica primo e adesso devo far fatica a superare sti stronzi, dai. Dai stadio, c'è stadio da superare. Mamma che fatica, mamma che fatica. Siamo settimi, 7th place, dai Kuma. Questa è l'università del motociclismo, quindi il Kuma non può fallire. Meglio con traction control 0 ragazzi, grazie per i consigli. E adesso ci buttiamo. Un po' lungo, rallento, ok, vaffancuore, sinceramente vaffancuore, siamo terzi, quarti, vabbè, rallentato così dai, ho riperso la posizione, va bene così, va bene così. No, qua freno troppo. Lunghissimo, purissimo e levissimo. Dai di cattiveria cumendiana. Dai, almeno il podio, non pretendo la vittoria anche se ho fatto la pole, perché comunque so che in partenza faccio cagare. Acidi Erbolino è caduto. Siamo ai piedi del podio, non ci credo, ma perché? Ma dai, dalla finestra, ma porca mignotta. Devo gettare il cuore oltre l'ostacolo se voglio il podio. Sai che questo è il mio settore, cazzo.
Boom, boom boom. C'è Cabaret, signori. Sarebbe un buon risultato, la scuderia è contenta se arrivo secondo, se arrivo in zona podio. Attento, come attento. Dai, che forse stavolta ho azzeccato anche le gomme. Mi sembra che stiamo andando in miglioramento. Boom, boom, boom. Dai, 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 dai. Secondi. Superato anche Cabaret, c'è solo Laura Antonelli. Adesso no! Mamma mia. Ok. E inizia il final lap comendiano. Da terzo in classifica. Giro record di veneziano, signori. Penso che il giro record sia da attribuire a Cume. Al Cume. No, lungo, lungo, lungo. Niente, sta qua se non la prendo lunga non sono io. Vabbè, chi se ne fotte. Sergio Garcia è caduto. Garcia Lorca. Attento, mamma mia. Le sto provando tutte per cercare di riprendere Cabaret. Curva obbrobriosa. E perdo il podio di nuovo. Mamma mia quanto sto soffrendo, ragazzi, mamma mia. Faccio una fatica su MotoGP gli ultimi due MotoGP veramente trauma, ecco ho giocato pochissimo. Però un trauma, da come giocavo un trauma. Sono arrivato a vincere veramente il mondiale senza nessun aiuto, ma nessuno. La difficoltà massima. Cioè, io capisco tutto, però proprio rincoglionito così no. Dai, il podio me lo devo prendere, però me lo merito. Cabaret non penso di prenderlo. Sarà dura prendere Cabaret. Però anche il terzo posto me lo tengo no stretto di più, voglio il primo acuto. No, non ce la faccio, non voglio neanche rischiare onestamente. E signori c'è il primo acuto veneziano nell'università del motociclismo. Yahoo! Finalmente. Oh, comincia a popolarsi. Il miglior giro l'ha fatto Antonelli. No. Non sono 32,6. L'ho fatto io, però non me lo segna perché? Ah sì, non me lo dai in rosso, sì, è mio. Perfetto, e siamo noni nel mondiale, buono, dai che rimontiamo. Buono. Sì, bravo Kume. Sì, che cominci a popolarsi. Brava, guarda che bello sto caso, chi l'ha fatto è un figo. Oh yes, blau job Kume, blau job. Mi prendo bei fallito cosa? Ah sì, perché non lo faccio mai, quello troppo lungo, no, coglione. Buono, dai, siamo noni. Proprio vicini a Binder. E niente raga, prossima gara al Saxaringa. Raga, un saluto del comandone veneziano. E mi sviluppo però anche nella prossima video, mi sviluppo anche il motore. Un attacco in più così lo renderà molto, molto forte. Ciao!